L'impegno per i prossimi 3 anni è coordinare questo gruppo di amministratori e consegnare alla struttura della banca le migliori condizioni per sviluppare tutto il potenziale che la banca può porre in essere. Obiettivo, il futuro. 3 anni importanti quelli di Gaetano Marangoni alla guida della Banca del Veneto Centrale, una nomina che è stata confermata per altri 3 anni. Rinnovate anche le cariche sociali con una riduzione della composizione del Consiglio d'amministrazione in ottemperanza alle norme di Banca d'Italia da 12 a 9 membri, con una maggiore rappresentanza di donne. In un CDA di 9 ci sono 2 signore, una professionista e un'imprenditrice e poi ci sono le persone confermate. Ottimi anche i risultati del bilancio, che vuole essere non un punto di arrivo ma di partenza. Una banca con 17 milioni e 100 di utile netto, 200 milioni di fondi propri, riceviamo garanzie dai nostri clienti e pertanto denari per 3 miliardi e 200 milioni, prestiamo garanzie alle famiglie e alle imprese del nostro territorio per 1 miliardo e 500 milioni. Coperture sui rischi, perché una buona banca deve essere una banca che crea valore al netto dei rischi. Oggi copriamo al 95%, sicché un grande bilancio. Un grande bilancio per Banca del Veneto Centrale, nata dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Bassano Banca con Rovigo Banca, e in futuro, vista la solidità e i presidi organizzativi, Banca del Veneto Centrale è pronta a cogliere l'occasione di un'altra possibile unione e fusione. Possiamo contribuire a creare una realtà ancora più grande e ancora più capace di soddisfare altri territori. Quindi quando si presenterà l'occasione la nostra disponibilità c'è e pensiamo che siamo pronti per fare un altro passo interessante e siamo pronti ad attendere questo momento con fiducia e con ottimismo.